La ripresa con i mesi di luglio anche di alcune importanti rotte aeree intercontinentali tra Venezia, Dubai o New York è un primo segnale positivo. Gli albergatori veneziani però si aspettano la vera ripartenza solo tra settembre e ottobre. Settembre è il mese che di solito si dedica alle città d'arte e anche ottobre. E se il coronavirus ci lascia un po' di respiro, e lo spero visto la campagna di vaccinazione portata avanti dal presidente Zaia in maniera splendida, beh, se ci lascia un po' di respiro il coronavirus forse possiamo riprenderci. Speriamo, siamo nelle mani purtroppo di eventi che non sono prevedibili, però in ogni caso a mio modo di vedere bisogna lasciare spazio all'ottimismo. La ripresa richiede molta pazienza. Abbiamo tassi di occupazione tra il 60 e il 70% nel weekend, ma nel midweek, cioè dal lunedì al venerdì, i tassi di occupazione sono bassissimi, tra il 15 e il 30%, il che significa anche prezzi bassi e quindi fatturati pressoché inesistenti. Se pensate che come città d'arte Venezia, ma come voglio dire tutti quanti gli albergatori nei primi 6 mesi dell'anno non hanno incassato pressoché nulla, è evidente che la situazione dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista economico preoccupa. È vero, c'è stata la Biennale, è stata una fiammata, il Salone Nautico, ringraziamo il sindaco e il nostro presidente della Biennale che hanno avuto il coraggio di fare fisicamente questi due grandi eventi, però non sono sufficienti. Gli italiani da settembre saranno protagonisti della ripresa del comparto turistico e dell'intera filiera. Il turismo sarà di prossimità, durante i prossimi mesi, gli italiani durante l'estate vanno in spiaggia, vanno in montagna e quindi non possiamo sperare che la città di Venezia si riempia, gli alberghi di Venezia si riempiano di turisti.